È arrivata la notizia della nomina di 3 commissari straordinari per l'amministrazione di Speedline, una notizia che, non nascondiamo, ci ha colto un po' di sorpresa, in quanto immaginavamo tutti che ci fosse una scelta in continuità col commissario giudiziale, che era Maurizio Castro. Ora la nomina, l'aggiunta di questi altri 2 commissari ci fa immaginare che il Ministero abbia visto in Speedline una realtà assolutamente strategica e che ci sia il massimo impegno anche istituzionale per il rilancio e la rinascita di questa azienda. È chiaro che non vorremmo che questa fosse una condizione per cui tutto il processo diventa più farraginoso e tutto il processo diventi più burocratico rispetto a prima. Quindi noi, come sempre, diciamo ci fidiamo delle istituzioni, crediamo che ora sia necessario guardare avanti, sia necessario fare presto. Il primo obiettivo che noi abbiamo, ci stiamo già lavorando in queste ore, è la convocazione del tavolo in regione per richiedere la cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo che i lavoratori sono a casa già da 2 mesi senza l'approvazione della cassa, quindi con uno stipendio assolutamente risicato. Il giorno 7 hanno ripreso a lavorare con l'utilizzo comunque di ammortizzatore sociale in maniera molto importante. Non essendo approvata ancora la cassa integrazione, non hanno ancora la retribuzione della cassa corrente né quella degli arretrati. Quindi è assolutamente necessario: 1, fare presto, mettersi a lavorare; 2, dare continuità al processo che era iniziato per il rilancio di Speedline già col commissario giudiziale Castro, in modo tale che ci sia la continuità sia sul brand sia dal punto di vista produttivo, e che finalmente questa azienda possa davvero rinascere e trovare una continuità sul mercato.